Vi ricordate quanto rumore faceva e quanto inquinava un pullman 15 anni fa? Bene, qui abbiamo un pullman del 2005, quest'autobus ha 15 anni e adesso vi mostriamo un trucco incredibile. Puoi partire! Helmut Moroder, ingegnere, progettista di ferrovie. Quest'autobus non faceva rumore perché? L'autobus non fa rumore o molto meno rumore perché è un autobus elettrico. E io ho scoperto questa tecnologia ormai buoni 2 anni fa a un congresso sugli autobus elettrici a Berlino. Ho scoperto questa ditta tedesca bavarese, la Pepper Motion, che si è messa in testa di trasformare autobus usati diesel in elettrico. Devo dire che al primo momento mi ha un po' stupito, ma poi approfondendo il tema ho capito che è un'idea straordinaria, un'idea che ricicla l'usato, che è un'idea profondamente, diciamo così, che va verso la sostenibilità, che consente di risparmiare risorse, consente di risparmiare energia, perché c'è tanta energia grigia anche nelle materie che utilizziamo, nei materiali, e poi è una tecnologia che ci consente di accelerare la trasformazione energetica del trasporto pubblico. Oggi sappiamo che noi dobbiamo evitare di bruciare diesel, benzina, cioè carburanti fossili. Questo è, diciamo, è l'obiettivo principale, prioritario per tutti se vogliamo proteggere il clima. Allora questo processo va accelerato. È chiaro che possiamo e dobbiamo acquistare nuovi mezzi che saranno elettrici, non c'è, è l'elettrificazione la parola d'ordine, ma siccome l'industria non riesce a soddisfare tutti gli appetiti, tutte le necessità, questa proposta, questa idea del riciclo dell'usato mi sembra molto molto importante ed è un tassello fondamentale che consente che non è alternativa ai mezzi nuovi, è un'integrazione, è un di più, e che ha oltretutto il vantaggio di costare molto di meno. Com'è guidare un mezzo così vecchio e così moderno? Direi che è stata una sorpresa piacevole, molto confortevole da guidare, sono contenta, una bella innovazione. Cioè noi sappiamo che gli autobus elettrici costano il doppio di un autobus diesel, invece retrofittare, quindi trasformare da diesel in elettrico un mezzo come questo, costa più o meno quanto comprare un mezzo diesel. Quindi si può dire che con metà dei soldi raddoppio il parco elettrico. Per cui questa è un'idea che mi piaceva presentare. Diamo un'occhiata più da vicino a questo mezzo e prima di tutto chiediamo a Helmut Moroder di farci vedere come è fatto dentro. Vedete che non c'è per esempio lo scarico perché non ci sono più emissioni. Ecco, la trasformazione di un bus diesel in elettrico è sostanzialmente semplice. Qui vediamo l'ex vano motore del bus diesel, qui c'era il motore che è stato tolto. Al posto del motore sono state installate le batterie. Qui abbiamo il pacco di batterie, sono 4 batterie con una capacità di 280 kWh, di cui 240 effettivamente utilizzabili. Il resto sono, è tutta tecnologia ma non particolarmente complicata. E il motore dov'è? Il motore è sui mozzi delle ruote posteriori, l'asse posteriore è stata tolta ed è stata sostituita da un asse motori con 2 motori elettrici ai mozzi. Questa è
la trasformazione fondamentale. Poi ci sono anche, in questo caso, gli ausiliari, l'impianto di raffrescamento, l'impianto di riscaldamento che è stato sostituito, perché ovviamente hanno delle peculiarità diverse, ma il cuore della trasformazione è proprio asse posteriore sostituito da un asse motore e il vano motore sostituito dalle batterie. Io ci tenevo molto a far vedere che oggi l'elettrico è maturo anche per l'extraurbano. L'elettrico ormai non è nuovo, lo si conosce, è usato nelle città soprattutto, e perché nelle città? Perché è nato più per ridurre l'inquinamento atmosferico nelle città che per altro, ed ovviamente l'inquinamento si concentra nelle città. Oggi sappiamo che il tema principale è la protezione del clima. La protezione del clima, che il clima viene compromesso da ogni litro di diesel, di benzina che bruciamo, ed è indifferente se è in città o se è in campagna o se è in montagna. Per cui oggi la trasformazione energetica del trasporto, che sia pubblico o privata, deve avvenire ovunque. Ma c'è ancora questa immaginazione che l'elettrico sull'extraurbano, soprattutto se montano, non funzioni. E questo è stato un mito che ho voluto sfatare, e abbiamo presentato in Val Gardena e poi in Val Badia questo autobus ai sindaci, ai rappresentanti delle associazioni turistiche, per farli vedere che, guardate, funziona. E in Val Gardena, e nello specifico, abbiamo fatto un bel viaggio da Ortisei al Passo Sella con un dislivello di 800 metri, poi siamo rientrati e senza ovviamente altre pause siamo andati a Castelrotto, siamo saliti all'Alpe di Siusi, l'abbiamo attraversata tutta e siamo rientrati. Quindi un viaggio di quasi 3 ore, e con questi stakeholder a bordo, e gli abbiamo fatto vedere che siamo rientrati con la batteria al 40%, quindi non eravamo a terra. La stessa cosa l'abbiamo fatta 2 giorni dopo in Val Badia, dove siamo partiti dalla villa, siamo andati al Passo Falzarego, siamo ridiscesi e andati al Passo Gardena e tornati alla villa. E anche qui tutti ci siamo resi conto che la batteria regge, l'autobus va via benissimo, ma questo, chi un po' conosce la meccanica, un motore elettrico non può che essere adatto anche per andare in montagna. Il tema sono più le batterie. Noi abbiamo visto che se mettessimo le batterie da 340 kWh, che ormai è uno standard assolutamente industriale, più o meno tutte le linee in Alto Adige potrebbero essere svolte senza necessità di ricarica durante il giorno, cioè di notte ricarichiamo, viaggiano tutto il giorno, fanno 250 km comodamente, di notte ricarichiamo, e questo sarebbe un salto di qualità enorme. In concreto, com'è guidare quest'autobus? La differenza tra la guida di un autobus elettrico, anche se elettrico ricondizionato, e la guida di un mezzo normale, di un pullman normale? Io farei un paragone, come ho già fatto anche al capo officina ieri, che l'ha provato lui stesso, di guidare un'auto per neopatentati e poi guidare un BMW con 400 cavalli. Questa è la differenza. Il diesel è molto più lento, ha una presa lentissima rispetto a questo autobus. Naturalmente non ci sono vibrazioni e è molto silenzioso, quindi è molto piacevole da guidare. Il tema dell'idrogeno è piuttosto complesso. L'idrogeno è un contenitore di energia fantastico, interessantissimo, ma sappiamo anche che per produrre idrogeno serve tanta energia. Allora l'idrogeno lo dobbiamo utilizzare laddove effettivamente non ci sono alternative all'idrogeno. Per fare un esempio, con la stessa energia elettrica di partenza, se una macchina elettrica o un autobus elettrico riesce a percorrere 100 km, un autobus a idrogeno ne fa giusto 40 se va bene, quindi 2 volte e mezzo di meno. Questo vuol dire che l'idrogeno è molto energivoro. Cioè, in realtà distruggiamo molta energia per andare con l'idrogeno, e questo non ce lo possiamo permettere. Se pensiamo che lo Stato ci dà un contributo del 110% se coibentiamo le nostre case,
se le isoliamo energeticamente per contenere, per ridurre il consumo energetico, non possiamo dall'altra parte usare l'idrogeno nella mobilità, che è un grande consumatore e, permettetemi il termine, distruttore di energia. Se invece diciamo che nell'aeronautica, nella navigazione abbiamo bisogno di energie diverse dal diesel, allora probabilmente l'idrogeno lì funziona, perché non posso immaginarmi i Boeing a batteria. Questo ancora, lì non ci siamo, ma sappiamo che, o abbiamo visto anche con questo esempio, che il bus elettrico riesce a soddisfare distanze di 250 km, che sono distanze assolutamente sufficienti per il trasporto regionale, e lì l'idrogeno, se lo usiamo, ci consuma troppa energia, oltre ad essere molto caro. Un autobus a idrogeno costa quasi il doppio di un autobus elettrico, e l'idrogeno costa molto di più dell'elettricità, quindi la gestione di un autobus a idrogeno costa il doppio della gestione di un autobus elettrico. Ma ingegnere, se le auto dovranno andare a elettricità, se gli autobus dovranno funzionare con motori elettrici, come faremo a produrre tutta questa elettricità? Uno dei temi che si sentono, insomma, che emergono, è che sì, lungo la strada possiamo immaginare di avere un traffico pulito, ma da qualche parte l'energia bisogna produrla. È assolutamente corretto che aumenterà di molto il fabbisogno di energia elettrica, però sappiamo anche che produrre energia elettrica non è una cosa particolarmente difficile. Noi dal sole, dal vento e dall'acqua riusciamo a produrre energia elettrica, non altro, e ce n'è quasi in quantità infinita. Questo si sottovaluta tanto. Se noi iniziassimo a utilizzare i nostri tetti, perché i nostri tetti sono dei riflettori, semplici riflettori di energia, e non la consumiamo, non la immagazziniamo, le nostre città diventerebbero per buona parte autarchiche dal punto di vista energetico, elettrico, se i nostri tetti li sfruttassimo. E quale ragione c'è di non sfruttare i nostri tetti? Sicuramente dovremmo sfruttare, faremo grandi parchi eolici, immagino grandi parchi fotovoltaici in zone semideserte. Ci sono oggi tanti sistemi, anche la tegola fotovoltaica, io penso che ci sono anche molte soluzioni che siano coerenti e che possono convivere con i centri storici. Ingegnere, uscendo dal piano tecnico e passando al piano etico, un'altra implicazione del discorso della mobilità elettrica è quella delle batterie. Le batterie per molti costituiscono un problema etico, per come oggi vengono realizzate, dove vengono realizzate, per il problema dello smaltimento. Il tema delle batterie è serio e dobbiamo prenderlo molto sul serio. Noi c'è il tema delle materie prime, per esempio oggi abbiamo il lizio, il nickel, il cadmio, sono materie che esistono sulla Terra, ne abbiamo in abbondanza. Il tema è con quali tecniche andiamo a prelevarlo, come lo facciamo dal punto di vista ambientale e come lo facciamo dal punto di vista sociale e lavorativo. Sono tematiche serie, ma io non ho dubbi che si possa su questo che si possono creare degli indici di qualità, dei criteri di qualità ai quali noi dobbiamo aderire. Se io compro una macchina elettrica, devo poter dire: io voglio che la mia batteria corrisponda a quel livello lì, a quel livello qualitativo, e se mi dovesse costare qualcosa in più dipende anche dalla mia disponibilità e dalla mia etica personale. Come oggi compriamo il biologico, 30 anni fa comprare il biologico era una cosa era quasi esotica, oggi lo troviamo in ogni supermercato. Cioè noi dobbiamo, come società civile, avere questa pretesa che riusciamo a dare dei certificati di qualità alle cose che abbiamo. Non so se ricordiamo che 20 anni fa era emersa che Adidas faceva cucire i palloni ai bambini nel Bangladesh.
questo è stato uno scandalo mondiale e non è più successo, almeno Adidas. Poi non voglio dire che questo, però abbiamo gli strumenti, il consumatore ha gli strumenti di poter puntare e pretendere qualità. Sul riciclo, sullo smaltimento c'è una normativa già europea, ma non c'è dubbio, siccome le batterie contengono materiali preziosi, le batterie saranno riciclate, stanno nascendo già stabilimenti per il riciclo delle batterie. Oggi ancora non c'è una massa critica tale, cioè da riciclare, tale da giustificare grandi stabilimenti, però questo è scontato, sono preziose, le batterie avranno anche più di una vita, la batteria della macchina potrà essere utilizzata nelle case da fare da batteria per gli impianti fotovoltaici, ma poi dopo questa seconda vita andranno riciclate e riutilizzate per farne altre. L'Italia dipende moltissimo per l'approvvigionamento energetico dall'estero. Non è che questa svolta verso più decisa verso l'elettrico che si può fare ci possa presentare anche un futuro per l'Italia di minore dipendenza dall'estero, visto che questo oggi rappresenta un problema? È indubbio, diciamo la crisi climatica forse ci porta addirittura o ci porterà ad una situazione di approvvigionamento energetico per l'Italia molto più sensato, molto più ragionevole. Uno, saremo ulteriormente incentivati a contenere i consumi, perché sappiamo che il potenziale è ancora enorme e la normativa c'è, ci sono le leggi che consentono le detrazioni fiscali. Due, dobbiamo produrre molto di più. C'è un piano molto ambizioso, speriamo molto che sarà possibile realizzarlo, ma siamo tutti convinti, tutti sappiamo che l'Italia, che è benedetta, baciata dal tanto sole, questo sole le dovrà sfruttare a proprio vantaggio e a vantaggio dell'ambiente e del clima.